Fisarbau, consigliere regionale della base, capogruppo di Sardegna Vera. Oggi un incontro qui a Nuoro con gli operatori di Prato Sardo. Quali le motivazioni? Questa è una zona che in questo ultimo periodo ha sofferto tantissimo. Quali le iniziative che intendete promuovere per rilanciare un'area cruciale per lo sviluppo del capoluogo e non solo? Ma innanzitutto Prato Sardo è un luogo di lavoro, quindi dove c'è il lavoro noi dobbiamo esserci sicuramente e ci siamo con una iniziativa concreta che è già legge di fatto, che deve avere il sigillo del Consiglio regionale la prossima settimana, ma che già in Commissione Bilancio ha trovato approvazione, che è l'istituzione di un'area di crisi per la provincia di Nuoro. In quest'area di crisi area di crisi industriale, in quest'area di crisi è ricompreso anche Prato Sardo. È una iniziativa che deve essere fatta tra la Regione e lo Stato italiano, che porta soldi, sono circa 10 milioni di euro per la provincia di Nuoro, ma che soprattutto mira attraverso l'area di crisi a portarne altri da Roma. Come la base voi siete impegnati insomma, anche nella prossima tornata amministrativa. Prato Sardo sarà uno dei focus su cui punterete? Beh, naturalmente noi saremo impegnati nelle prossime amministrative, ma crediamo che la questione Prato Sardo esuli dalla competizione. Qui ci sono delle imprese che hanno delle grosse difficoltà, abbiamo un consorzio ZIR che deve essere liquidato definitivamente perché sta pesando sugli operatori senza produrre nessun servizio.